Se mi chiedete la mia posizione tra aree con zone dello stesso colore giallo, penso che ormai sia scontato che si possa andare verso un'apertura del confine regionale. I dati di oggi, con 1.708 ricoveri totali, dei quali 107 terapie intensive, sembrano confermare la permanenza del Veneto in zona gialla. A cambiare avrebbe potuto essere invece dal 15 febbraio la mobilità tra regioni, tema sul quale oggi il governatore si è espresso favorevolmente, salvo, poche ore dopo, vedere confermata la volontà di altri governatori regionali con la chiusura dei confini almeno fino al 22 febbraio. Ancora per 10 giorni dunque non si potrà uscire dal Veneto senza giustificato motivo. Contrario invece il governatore ha la possibilità di prorogare le elezioni per tutto il mese di giugno, come è da ipotesi trapelata dal nuovo esecutivo di Draghi. Se passasse questo principio vuol dire che certifichiamo che la DAD non è servita a nulla. Intanto anche il Veneto è in attesa del provvedimento governativo che dovrà decidere per l'apertura o meno degli impianti sciistici per il 15 febbraio. Stiamo preparando l'ordinanza, fermo restando che dovremo avere la conferma se si apre o no. Sulla ripartenza degli impianti decisiva la posizione del governo, contro la quale Zaia afferma di non potere nulla. Sui vaccini invece afferma si va avanti. Se esiste un mercato parallelo in cui comprare sarebbe una colpa non cercarli. Io vedo questo scenario, che da qui alle prossime settimane intravedo un mercato sempre più libero, perché sto vedendo un'escalation di proposte, di contatti, che ormai riguarda anche persone di seconda, terza, quarta mano. Ai veneti però Zaia chiede di non farsi illusioni. È una strada, diciamo che per noi non nota, che stiamo iniziando a intraprendere e siamo arrivati appunto alla richiesta di un'offerta. Se ci mandano l'offerta vi dico ragazzi questa è l'offerta, adesso se non ce la mandano vi dirò ragazzi hanno chiacchierato tanto per nulla. Secondo la comunicazione di ieri sera, dalla Commissione europea non è arrivato alcuno stop decisivo, motivo per cui Zaia conferma di voler andare avanti scremando le offerte che quotidianamente la regione sta ricevendo, anche dal mercato extraeuropeo. Di proposte ne arrivano tante. Scartate quelle che sono poco sostenibili o parlano di vaccini che non sono autorizzati, ne sono rimaste un paio che il dottor Flor sta scandagliando in maniera più profonda. Confermo che abbiamo chiesto per iscritto che ci venga formulata una proposta scritta, quindi una base contrattuale